Italia. È proprio di questi giorni, sono di questi giorni le polemiche relative all'inno di Mameli. C'è chi dice, come il senatore Vallardi, che sì, va bene, lo si suoni pure alle cerimonie pubbliche, però non lo si canti. Diventa quasi un caso politico anche in un altro comune, San Donà di Piave, dove insomma comincia ad esserci uno scontro anche su... Insomma, l'inno di Mameli è l'inno di Mameli. Vedi, io rispetto la volontà di coloro che scelsero in maniera unanime l'inno di Mameli in sostituzione di quella magnifica marcia che era la marcia reale. Quindi io non mi metto contro alla loro volontà, non voglio assolutamente dire che hanno sbagliato. L'inno di Mameli deve essere l'inno dell'Italia. Sapete come si fa a cambiare un inno? Solo con una rivoluzione. Difatti ci sono tanti stati che cambiano regime e cambiano inno. La Germania ha dimostrato che Deutschland, Deutschland über alles non è stato cambiato. Ecco, lei poi tra l'altro è sempre rimasto coerente su questa posizione. Io sono stato coerente, ho fatto artigliere da montagna. Il tricolore prima di tutto. Prima di tutto noi abbiamo obbedito a un giuramento fatto davanti al tricolore di servire la patria nella buona e nella cattiva sorte. Quindi quando noi andiamo alle adunate nazionali, noi vogliamo che le città siano imbandierate. Abbiamo detto Roma non ci vedrai più. A Pertini lo abbiamo detto, perché Roma, quando siamo andati 30 anni fa a Roma, ci ha snobbato. Le strade erano disadorne. Mancava quel fiore che era rappresentato dal tricolore. Che invece anche recentemente in occasione della Dunata Triveneta agli Alpini, insomma, a Bassano, ma Giulia pensa Nicole che, abita vicino a Bassano, sa con che ma con pensa che cuore che, ma pensa alla ospitano gli Dunata di alpini. Treviso del 94 c'erano 40.000 bandiere tricolori. Quindi viva l'Italia. E per me ho detto sempre viva l'Italia. E io devo dire che ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.